8 del mattino, venerdì 22 maggio. Buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Buongiorno da Luca Ciliberti. Con Luca fra poco leggeremo insieme i quotidiani regionali in edicola, nella parte iniziale, poi anche quelli nazionali. Ma intanto cominciamo con le notizie. A Palermo i giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa hanno accolto il ricorso della società italo-belga e dunque sospeso il provvedimento con il quale l'assessorato regionale al territorio aveva dichiarato decaduta la concessione di gran parte della spiaggia di Mondello. Ma sentiamo come sono andate le cose e anche le prime reazioni. La società italo-belga continuerà a gestire la spiaggia di Mondello a Palermo fino al 30 settembre. Lo hanno deciso i giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa accogliendo il ricorso della società e sospeso il provvedimento con il quale l'assessorato regionale al territorio aveva dichiarato decaduta la concessione di gran parte della spiaggia. Il collegio ha così confermato la decisione assunta dal presidente del CGA, De Francisco, lo scorso 25 aprile. Tra le proteste per la gestione poco chiara della spiaggia rispetto ai criteri della concessione di Matteo Hallissi di Più Europa e del deputato regionale di Controcorrente Ismaele Lavardera, che oggi commenta «Siamo la terra del Gattopardo». Per i giudici l'assessorato non ha operato una corretta e tempestiva programmazione dell'attività di gestione e non ha garantito, rispetto alla stagione balneare in corso, la continuità del servizio. Il CGA fa anche riferimento alle limitate risorse del comune nella gestione delle spiagge. L'assessore regionale al territorio savarino, appresa la notizia, ha dichiarato di accettare la decisione ma di non condividerla. La nostra azione era stata avviata per liberare Mondello dalle irregolarità e dalle ombre mafiose. Per il presidente Schifani le sentenze si rispettano indipendentemente dal fatto che possano essere condivise o meno. Dal canto suo la società commenta: mentre altrove si è preferito alimentare un clima di conflitto, il CGA ha definitivamente sgomberato il campo da qualunque speculazione o travisamento dei fatti in merito ai profili di legalità. E cominciamo proprio da questo fatto che per diverse settimane ci ha tenuto praticamente con le antenne accese, no? Sì, soprattutto perché la decisione era attesa già dalla settimana scorsa, praticamente con quasi una settimana di ritardo arriva questa decisione, che ovviamente è riportata da tutte le prime pagine. Lo prendiamo una su tutte dalla Sicilia, poi lo vedremo anche nella lettura più approfondita di tutti gli altri quotidiani. Allora, Mondello, il Consiglio di Giustizia Amministrativa dà ragione alla italo-belga, stop per ora alla revoca della concessione, perché il tema è proprio questo, cioè i servizi resteranno alla società italo-belga fino al mese di settembre in modo da poter gestire la spiaggia per l'estate, ed è proprio qui che, come ha sottolineato il servizio, ci sono i nodi della questione. I ritardi, secondo i giudici, cioè l'assessorato al territorio non ha programmato l'attività di gestione della spiaggia in vista dell'interruzione del rapporto con la società e non ha garantito la continuità del servizio nella stagione balneare in arrivo. Ovviamente qui la Regione si giustifica con i tempi della burocrazia, quindi i tempi tecnici. Ci sono tante reazioni, quella da sottolineare è quella del Presidente della Regione Renato Schifani, che dice: le sentenze si rispettano indipendentemente dal fatto che possono essere condivise o meno, è un principio che ho sempre rispettato, la decisione di primo grado, questa decisione di primo grado, ovviamente poi ci sarà un ricorso, per il momento però siamo al punto di fine. Vediamo però da un altro quotidiano, questa volta il quotidiano della Repubblica, tutti i dubbi della Regione espressi dall'assessorato al territorio e ambiente, i dubbi di Savarino, l'assessore al ramo. Troppe stranezze, quante stranezze in questa sentenza. In realtà, poi qua da una lettura approfondita, ovviamente si notano tutte le incongruenze di questa sentenza, perché proprio la Regione e il Comune si erano spesi anche economicamente per garantire sicurezza e controllo e pulizia della spiaggia, in attesa appunto di bandire questi 13 lotti per nuove società che potevano entrare, che avrebbero potuto gestire la spiaggia, che comunque dovrebbe, almeno in questo caso, rimanere libera. Vedremo cosa succederà. E adesso invece andiamo a Niscemi, dove ieri c'è stata la visita a sorpresa della Premier Giorgia Meloni, assieme a lei anche il capo della Protezione Civile. L'annuncio del Presidente del Consiglio: 150 milioni di euro per mettere in sicurezza il territorio e indennizzare anche le famiglie rimaste senza casa. Però gli sfollati hanno ancora molta diffidenza, chiedono risarcimenti certi e tempi rapidi.
150 milioni di euro per Niscemi e l'impegno annunciato dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a sorpresa nel comune nisseno per un vertice operativo sulla frana del 25 gennaio scorso. Al municipio, insieme al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, il punto sugli interventi e sulle risorse previste dal decreto approvato a febbraio. Domani portiamo in Consiglio dei Ministri 2 diversi programmi, uno sulla messa in sicurezza del territorio e sulle opere infrastrutturali fondamentali, quindi il ripristino delle infrastrutture anche e soprattutto viarie, e un altro per quello che riguarda tanto gli indennizi delle famiglie che hanno perso la casa secondo una serie di criteri, e anche tutto il tema delle demolizioni che sono necessarie. Ma fuori dal palazzo istituzionale resta aperto il fronte dell'attesa. Solo una settimana fa gli sfollati sono scesi in piazza con il comitato evento franoso. Famiglie, commercianti, attività danneggiate. La richiesta è netta: non semplici contributi ma risarcimenti pieni. Nel mirino il sistema degli indennizi e il confronto difficile con la struttura commissariale. Prima di lasciare Niscemi, la Meloni ha incontrato proprio una delegazione di cittadini colpiti dall'emergenza. Un confronto segnato dalla sfiducia verso lo Stato, maturata anche sulle ferite ancora aperte dalle emergenze passate. Capisco un certo scetticismo nei confronti delle istituzioni, nei confronti dello Stato centrale, e mi piacerebbe raccontare una storia diversa. Stiamo cercando di dimostrare che in meno di 4 mesi stavolta abbiamo fatto quello che in altri tempi non è stato fatto in più di 7 anni. Intanto, tra annunci, decreti e contestazioni, a Niscemi la vera sfida adesso è trasformare le promesse in cantieri, indennizi e risposte concrete per chi dalla frana aspetta ancora di tornare a una normalità possibile. E anche questo, Luca, è uno dei temi che stamattina sui quotidiani regionali trova spazio. Ovviamente, perché quello di Giorgia Meloni è il terzo blitz in pochi mesi a Niscemi, il terzo sopralluogo. Giorgia Meloni torna a Niscemi, sicurezza e contributi agli sfollati, che erano quelli che chiedevano, come abbiamo sentito nel servizio. Terzo sopralluogo della Premier nel comune sconvolto dalla frana, era accompagnata dal capo della Protezione Civile, ha fatto il punto su come saranno investiti questi 150 milioni di euro stanziati dal governo. Le parole: stiamo facendo la differenza rispetto al 97, quando gli interventi non vennero neppure programmati, e ancora oggi addirittura stiamo pagando gli indennizi. Le cose possono cambiare, non siamo eternamente destinati a rivivere gli errori del passato, non c'è niente che dobbiamo dare per scontato. Dice: sono venuto qui la prima volta il 28 gennaio, sono tornato a febbraio e adesso a maggio. C'è però un tema collegato a questa visita di Giorgia Meloni. Ricordiamo che questo fine settimana si voterà per le amministrative, quindi il blitz di Giorgia Meloni è letto anche sotto questo punto di vista. Eccolo qua, lo vediamo dalla Repubblica, il blitz prevoto di Meloni. La Premier porta in dote 150 milioni di euro, quindi questa è una lettura, anche sulle tempistiche di questa visita istituzionale. Lo ricordiamo, della Presidente del Consiglio, ma ricordiamo che in questi giorni, oggi si chiude la campagna elettorale, ci saranno tutti i big nei comuni dove si voterà. Adesso invece andiamo a Palermo, perché nella giornata di ieri sono stati presentati i progetti esecutivi dei 2 termovalorizzatori che nasceranno in Sicilia, uno per l'appunto nel capoluogo, un altro capoluogo di regione, un altro a Catania. Abbiamo raccolto anche le impressioni del Presidente Schifani, che ha presentato per l'appunto il progetto. Emissioni tra le più basse in Europa, produzione di energia per 174.000 famiglie, risparmi per 100 milioni di euro l'anno sulla Tari. Sono i vantaggi previsti dalla realizzazione dei termovalorizzatori, il cui progetto definitivo è stato presentato oggi a Palermo. I 2 impianti saranno l'elemento finale del piano regionale dei rifiuti, che prevede fra l'altro 9 impianti di selezione, recupero e raffinazione, 7 piattaforme per la raccolta differenziata, 2 per il trattamento dei pannolini, 4 discariche e 2 biodigestori. L'obiettivo è portare la Sicilia al 65% di differenziata e ridurre al 10% il conferimento in discarica. Siamo partiti senza piano rifiuti, oggi abbiamo il piano rifiuti approvato, i termovalorizzatori, i progetti oggi sono stati presentati, saranno poi autorizzati dalle procedure e poi inizieranno i lavori. Il cronoprogramma prevede un inizio ai lavori primavera del 2027 fino ai lavori dicembre 2028. Certo, il mio desiderio, la mia determinazione, il mio auspicio è quello di inaugurarli
controlli. I 2 impianti non avranno impatto visivo. A Palermo le facciate saranno realizzate in Corten, materiale che riprende i colori della roccia siciliana, e il tetto sarà percorribile. A Catania l'impianto diventa un parco urbano pubblico, ridisegnando il quartiere con verde pensile, specchi d'acqua e un centro visitatori. Il costo complessivo dei 2 impianti è di 881 milioni di euro a base d'asta. Dopo la conclusione dell'iter autorizzativo partirà la gara. La consegna dei lavori ultimati è prevista entro la fine del 2028. Queste sono ovviamente le attese e le aspettative. Se ne parla da decenni, direi. Allora, prendiamolo dalla Sicilia questo annuncio dei termovalorizzatori, anche questa notizia presente su tutti i quotidiani, anche nelle prime pagine che adesso vedremo. Arrivano i 2 termovalorizzatori, li inaugurerò io stesso nel 2028, queste sono le parole del Presidente della Regione Renato Schifani. Gli impianti per i rifiuti presentati in conferenza stampa, i siciliani tifano per questi progetti. Diciamo, ci sono tutte ovviamente il cronoprogramma di queste grandi opere che in qualche modo dovrebbero dare una svolta al sistema rifiuti siciliano, però il Presidente della Regione a margine ha detto una cosa, insomma, che non è passata in secondo piano. Ha detto, dice, io trovo evidentemente sui termovalorizzatori incoraggiamento mediatico in Sicilia occidentale, mentre dice, osservo in qualche modo silenzio tombale nella Sicilia orientale, come se insomma ci fosse una differenza di percezione di queste 2 grandi opere. Insomma, ricordiamo che insomma, se ne parla qui da tanto tempo, quindi il Presidente Renato Schifani, insomma, in questo senso probabilmente diciamo, ha fatto un buco nell'acqua. Detto questo, però, andiamo a vedere dal quotidiano di Sicilia, eccolo qua, vediamo nella prima pagina, l'ora dei termovalorizzatori, ma i 2 impianti rischiano di non bastare. Questa è, diciamo, la lettura del quotidiano di Sicilia di oggi. Schifani ha presentato i progetti, avranno emissioni più basse d'Europa, produrranno energia per 174.000 famiglie, però senza sprint sulla differenziata non ci libererebbero dalle discariche. Questo è il grande tema, quindi solo i termovalorizzatori, e questa è una tesi sostenuta, diciamo, anche trasversalmente da chi si occupa di energia e di rifiuti, diciamo, solo i termovalorizzatori non bastano, resterebbero cattedrali nel deserto, quindi serve uno sprint sulla differenziata. Questa è la lettura del quotidiano di Sicilia di oggi. E adesso siamo alla cronaca, nuovi sviluppi nell'inchiesta che riguarda la rete che avrebbe diciamo, coperto e protetto anche la latitanza di Matteo Messina Denaro. Sono indagate le sorelle Giovanna e Bice e le perquisizioni anche a Campobello di Mazara nello studio di una avvocatessa che era legata al boss. Nuovo sviluppo nell'inchiesta della DDA di Palermo sulla rete di protezione della latitanza di Matteo Messina Denaro. Carabinieri e polizia hanno perquisito casa e studio di una avvocatessa di Campobello di Mazara, oggi deceduta, che in passato aveva assistito il boss e alcuni presunti favoreggiatori. Il figlio, che ha ereditato lo studio, non è indagato. L'indagine riguarda anche i familiari del capomafia. Le sorelle Giovanna e Bice Messina Denaro sono accusate di avere aiutato il fratello a sfuggire alla cattura. La procura ne aveva chiesto l'arresto anche per associazione mafiosa, ma il giudice ha escluso misure cautelari dopo la morte del boss. I PM hanno presentato appello. Resta detenuta la sorella Rosalia Messina Denaro, che aveva ricevuto una condanna a 14 anni e mezzo per mafia, così come il fratello maggiore Salvatore. Ancora in carcere invece Francesco Guttadauro, figlio di Rosalia. Detenuto anche Gaspare Como, condannato in appello a 22 anni per mafia. La Cassazione ha disposto un nuovo processo di secondo grado per la rideterminazione della pena. E torniamo di nuovo a leggere i quotidiani con Luca. Anche qui diciamo che le notizie non mancano anche su questo tema. No, anche questa è una notizia insomma, che viene riportata un po' da tutti i quotidiani. In realtà diciamo, c'è tutta una costruzione, perché ovviamente l'inchiesta per ricostruire la rete e ovviamente dare la caccia ai soldi e ai segreti di Matteo Messina Denaro non si ferma. Eccolo qua il titolo che ritroviamo, questa parola la ritroviamo un po' dappertutto, il tugurio segreto di Matteo Messina Denaro. È proprio lui a usare
nei pizzini trovati questa parola, dove porta questo percorso segreto, porta all'avvocata Malvina Moceri. Qui ci sono un po' le foto dei protagonisti, ovviamente Messina Denaro, la sorella, l'avvocato e il marito, eccolo qua, sarebbe questo, dell'avvocato Antonella Moceri. Su tutta questa storia ovviamente c'è una ricostruzione diciamo del legame anche amoroso, perché è emerso ormai da tutte, diciamo, le carte di questa inchiesta, e era una notizia che si sapeva anche prima, che Matteo Messina Denaro amasse la bella vita e le donne. Quindi insomma in quelle pagine emerge il legame tra il boss e l'avvocata. Un necrologio ha tradito la vicinanza tra Matteo Messina Denaro e l'avvocato, questo avvocato qui, questa con gli occhiali che vediamo qui, che è morta nel 2015. Addirittura lui era talmente affranto, diciamo, dalla morte di questa sua evidentemente amante, che ha lasciato scritto queste parole qua: ogni persona ha un suo destino, ma molto dipende anche da come si affronta la vita. Bisogna sempre essere positivi e propositivi. Vedrai che si accenderà un sorriso, questo durante la malattia. Poi quando la donna morì improvvisamente, lui scrive: Malvina, tu sei stata la goccia che mi ha fatto oltrepassare il mio limite, mi dispiace piccola, il dolore mi strazia, ti penso, a Malvina per sempre. Quindi diciamo evidentemente questo legame era molto molto forte da parte del capomafia, che lo ricordiamo è morto pochi mesi dopo l'arresto. Continuiamo invece con la lettura dei giornali. Adesso riprendiamo diciamo anche un po' di notizie che abbiamo letto, le ripercorriamo leggendo le prime pagine dei quotidiani regionali. Partiamo dalla Gazzetta del Sud. Quotidiano dello Stretto, eccolo qua, Niscemi, l'abbiamo visto, l'impegno della Meloni in prima pagina, all'apertura del giornale di oggi, sicurezza e risorse per gli sfollati, quindi con il programma degli investimenti, 150 milioni promessi appunto dalla Presidente del Consiglio, che è arrivata a Niscemi con il capo della Protezione Civile, commissario per l'emergenza Niscemi, Frana di Niscemi, il commissario siciliano. Poi abbiamo visto le notizie che riguardano Matteo Messina Denaro, lo troviamo qui nella foto in pagina. Al setaccio casa e studio del legale del padrino, proprio per tutto quello che diciamo sta emergendo. E poi di spalla troviamo i racconti shock della flottiglia. Questa è una notizia che ritroveremo anche ovviamente sulle pagine dei quotidiani nazionali, perché insomma hanno scioccato in realtà tutto il mondo occidentale le manette, le mani legate di questi attivisti della flottiglia. Alcuni denunciano pure abusi sessuali. Tra questi c'era anche un deputato del Movimento 5 Stelle che ha raccontato insomma come siano stati picchiati selvaggiamente e trattati come criminali. Poi sempre per quanto riguarda le notizie diciamo siciliane, restando su Messina, l'inchiesta sull'ex rettore Cuzzocrea, è stata aperta l'udienza. Questo è uno scandalo, diciamo, che ha coinvolto l'ex rettore su un caso di rimborsi non dovuti. E poi la notizia curiosa che troviamo in prima pagina sulla Gazzetta del Sud: a Stromboli, stop al party con Mick Jagger, la festa finale per il film Three Incestuous Sister, a cui partecipava in un locale la star dei Rolling Stone, è stata interrotta per far rispettare l'ordinanza del sindaco. Sembrerebbe che appunto in quel giorno non si poteva mettere musica per non disturbare i residenti. È stato mercoledì. Andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano La Sicilia, eccolo qua. Diciamo, troviamo ovviamente in apertura le notizie di cronaca internazionale. I droni di Kiev fanno strage in Russia, colpite sede degli 007 raffineria. Poi la questione di Garlasco, ieri ha parlato al TG1 il padre di Andrea Sempio, quindi giustificando il figlio. Ma poi entriamo nelle notizie che riguardano la regione, la Sicilia. Abbiamo visto Mondello, che non è cosa nostra, però il CGA dà ragione alla società italo-belga. Qui c'è tutta una questione legata ovviamente anche alle ditte che lavoravano per la società italo-belga con l'interdittiva antimafia.
Oggi ultimo giorno, l'abbiamo detto, della campagna elettorale per le amministrative, si voterà domenica e lunedì, quindi c'è un po' un racconto delle città principali che vanno al voto. Tra queste c'è anche Enna, il referendum di Enna, poi Augusto e Lentini, sfide all'ombra dei soliti noti. Ieri c'è stato Salvini ad Agrigento, anche questa notizia diciamo che ha creato qualche malumore all'interno delle piazze locali. Gli amici dell'ADC sarebbero coloro che insomma sostengono il candidato ad Agrigento, ricordiamo provincia di Toto Cuffaro, che è ancora il leader della Democrazia Cristiana. Poi i termovalorizzatori, abbiamo detto Schifani nel 2028 li inaugurerò, poi il blitz della Premier lo troviamo in basso, così come i segreti del boss Matteo Messina Denaro e Donna Malvina. Sempre sulla Sicilia, vediamo le prime pagine che riguardano Catania e Palermo. Partiamo da Catania, perché ieri, a proposito di criminalità organizzata, di simboli mafiosi, è morto il figlio di Nitto Santapaola, Enzo Santapaola, è morto in carcere. Era malato da tempo, è morto nell'ospedale Maggiore di Parma, stava scontando una condanna per associazione a Cosa Nostra e omicidio. Nel 2007 diede l'assenso per uccidere il cugino Angelo, quindi stiamo parlando diciamo, di nomi pesantissimi della criminalità organizzata, in questo caso della mafia. Poi l'apertura della pagina di Catania, Smart Police, 2000 multe per caschi e sosta selvaggia, e soprattutto multati i monopattini, 300 i verbali per il mancato uso del dispositivo obbligatorio, quindi monopattini insomma nell'occhio diciamo nella lente di ingrandimento della polizia municipale. Ancora troppi cantieri in contemporanea, residenti intrappolati nel traffico. Questa protesta arriva da un comune dell'Interland di Catania, da San Gregorio, quindi qua protestano ovviamente i cittadini. E ancora vediamo la notizia di cui ci siamo occupati, la minore abusata ad Acireale, avrebbero dovuto essere interrogati i due, il compagno e la madre della ragazzina, che però fanno scena muta all'interrogatorio di garanzia. Emerge insomma dalle testimonianze, anche da quello che è riuscito a raccontare la ragazzina, che assisteva ai rapporti intimi di madre e padrigno. Davvero una storia molto, molto forte questa di Acireale. Andiamo su Palermo invece. Fino al 90° l'apertura è dedicata allo stadio del Palermo, dopo la delusione per l'eliminazione dai playoff che avrebbero potuto valere la Serie A. Fino al 90° lo stadio, adesso si ragiona sul nuovo stadio, progetto inviato al Consiglio Comunale con la proposta di convenzione per 90 anni, i nodi del tram e della capienza. Qui c'è un po' una delle tante foto del rendering di questo grande progetto del City Group. Poi la rivolta contro le piste ciclabili, sempre a Palermo. Il sindaco ora non arretri, questo è l'appello, dopo il blocco dei lavori, la consulta della bicicletta, scrive alla Galla di non cedere ai violenti, quindi insomma la sensibilità sulle piste ciclabili attraversa tutta la Sicilia. E poi altra notizia che riguarda la criminalità, lo spaccio. Abbiamo visto in questi giorni l'inchiesta della Procura di Palermo che ha svelato come dal carcere stesso si gestivano le piazze di droga, il codice dello spaccio in chat, così i boss chiudevano le trattative. E poi ancora il caso italo-belga, approfondito nelle pagine anche di Palermo, il piano del comune non basta, quindi l'estate a Mondello insomma sarà ancora una volta gestita dalla società italo-belga. Vediamo ancora la prima pagina del Giornale Sicilia, proprio su Mondello l'apertura. Restituita alla italo-belga la spiaggia di Mondello, il CGA accoglie il ricorso, nessuna interdittiva antimafia e la regione non garantiva la gestione. Poi abbiamo visto Niscemi, i 150 milioni portati in dote da Giorgia Meloni, e poi il Palermo che in questo caso è una notizia di spogliatoio, riparte con il bis di Inzaghi, quindi dovrebbe essere insomma Inzaghi riconfermato. Prima di chiudere vi faccio vedere
anche la prima pagina di Repubblica di Palermo, ancora l'apertura dedicata a Mondello all'italo-belga, qui con la foto, tutti ovviamente anche diciamo, i ragionamenti, gli approfondimenti, le riflessioni su questa storia che riguarda la società italo-belga, ma che riguarda anche regione e comune, perché si sono spesi per gestire questa spiaggia, poi gli inceneritori con i progetti definitivi e i soldi a Niscemi. Ricordiamo, domani è la giornata dell'anniversario della strage di Capaci. Quindi oggi e domani arriveranno in Sicilia tutti i big, Repubblica titola la sfilata dei big per Falcone, ci saranno anche Elly Schlein e Giuseppe Conti insieme al corteo domani a Palermo. A te Angelo. Grazie Luca, fra poco torniamo da te per leggere insieme i quotidiani nazionali, ma intanto diamo uno sguardo al traffico. Cominciamo dalla situazione al Tondo Gioieni, siamo a Catania, circonvallazione, e la situazione sembra abbastanza tranquilla, non ci sembra di poter osservare e di osservare, diciamo, ingorghi particolari. Dalla Tondo Gioieni adesso ci trasferiamo sempre su Catania, siamo in via Vincenzo Giuffrida, anche qui situazione direi alquanto tranquilla sul fronte della viabilità. Possiamo vedere forse un altro tratto di circonvallazione alla parte bassa di via Lodorico da Pordenone, e anche qui possiamo osservare come oggi la situazione sia davvero insolita per l'ora. Andiamo sull'Etna, come possiamo notare ormai la neve si è quasi del tutto sciolta, almeno sul versante di Catania, la solita fumata, diciamo, da crateri sommitali, ma quella è una caratteristica. Vediamo un Etna più innevata, diciamo, invece dalla parte di Taormina, siamo sul golfo di Taormina, la situazione qui evidentemente ancora da un punto di vista climatico consente e fa resistere la neve. Ci fermiamo, fra poco di nuovo insieme con la rassegna stampa nazionale. Eccoci di nuovo in studio per Buongiorno Sicilia, ma c'è la rassegna stampa nazionale, Luca. Sì, grazie Angelo. Allora, raccontiamo un po' prima di leggere le prime pagine quali sono le notizie che troveremo. Ovviamente le stime a ribasso per quanto riguarda la crescita dell'Unione Europea e dell'Italia, che fanalino di coda, queste agitano la politica interna dei paesi dell'Unione, la flottiglia che ovviamente i racconti che arrivano da Israele che hanno fatto rabbrividire, che comunque stanno facendo rabbrividire, e poi ancora il conflitto, questa volta Kiev che attacca la Russia, quindi anche qui, diciamo, si inasprisce il clima in questa zona d'Europa. Allora andiamo a vedere il Corriere della Sera, partiamo con i titoli del Corriere: guerra ed energia, la frenata del PIL, Meloni avvisa l'Unione Europea, è la nuova fase, si lavori per una nuova fase oppure diventerà irrilevante. Questa insomma la doccia fredda che arriva, come leggiamo con le previsioni dell'Unione Europea. Il PIL nel 2027 crescerà solo dello 0,6%, il peggiore dato europeo. Su questo ovviamente stanno riflettendo i paesi dell'Unione, perché sono tutti, diciamo, nella stessa situazione. Raid sulla base dei servizi russi, 100 vittime, Zelensky rivendica l'attacco, quindi l'Ucraina attacca la Russia, abbiamo detto che si inasprisce il conflitto. L'altro titolo che riguarda un possibile attacco è quello del quale stiamo assistendo ai Caraibi, con lo scontro aperto degli Stati Uniti contro Cuba divisa e difesa in questo caso anche da Mosca e dalla Cina, che minacciano in questo caso gli Stati Uniti. Poi la flottiglia, il governo contro Ben-Gvir, che diciamo è il ministro israeliano che è stato protagonista di questi video di scherno di attacco appunto agli attivisti della flottiglia. Sanzioni europee, dice il titolo. E poi queste, diciamo, sono le notizie di prima pagina. Andiamo a vedere la Repubblica e poi vediamo un approfondimento che riguarda la crisi energetica. Eccola qua: crescita Italia maglia nera, questo è il titolo del quotidiano La Repubblica. L'Unione Europea taglia le stime del 2017, il nostro paese ultimo per PIL e primo per debito pubblico. Meloni, poi c'è anche la questione che riguarda la politica interna, Meloni contro il voto anticipato ma accelera sulla legge elettorale, cambiano le soglie e il premio di maggioranza.
E qui ancora vediamo le notizie che riguardano la flottiglia: botte, abusi e coltelli alla gola, i racconti shock della flottiglia, appunto, che quest'oggi diciamo, riempiono tutte le pagine di tutti i quotidiani. Vediamo le questioni che riguardano appunto la crescita, lo vediamo in questo schema perché è molto più esaustivo di tante altre parole. Questo è il debito, Italia prima rispetto a tutti i paesi dell'Unione Europea, queste invece sono le previsioni di crescita, Italia ultima rispetto a tutti i paesi dell'Unione Europea. Le stime diciamo, seppur basse, seppur a ribasso, vedono in testa Malta e Irlanda che rallentano quasi tutti tranne la Polonia, e qui Italia e Grecia come sempre rimangono in testa per debito pubblico prodotto. Giorgetti teme un conflitto lungo, chiederà la flessibilità e quindi diciamo, questa è la linea dell'Italia, del governo italiano. Attenzione perché sempre sull'energia si va verso la proroga del taglio delle accise, qui siamo sul Corriere della Sera, si tenta invece la mediazione sullo sciopero dei tir, che sono quelli più diciamo, colpiti ovviamente dai rincari del carburante. Ricordiamo la misura in vigore fino all'8 giugno, il nuovo sconto costerà 400 milioni di euro. Torniamo sulle prime pagine, La Stampa che apre con la flottiglia, abusati dagli israeliani, il racconto degli attivisti rientrati in Italia, sulla nave spogliati e torturati, e poi ridevano. Ancora troviamo sempre al centro pagina nella Stampa, quotidiano di Torino, Juve, Conte alla rovescia, l'allenatore ha fatto capire che preferirebbe Torino alla nazionale. Questa è una notizia insomma, per gli appassionati di sport che colpisce, perché fino a ieri insomma, Conte era dato in partenza da Napoli ma verso la nazionale italiana, quindi potrebbe non essere lui il nuovo tecnico della nazionale italiana secondo le indiscrezioni della Stampa. Vediamo velocemente Avvenire che invece sposta l'attenzione sul conflitto, Kiev rialza la posta, conflitto tra Russia e Ucraina, Zelensky rivendica l'attacco con i droni su una base dei servizi segreti russi nel Kherson, decine di morti e feriti. Lukashenko invece della Bielorussia apre e ora si teme la reazione di Putin. Il Papa invece nella terra dei fuochi, gioia che vince la paura, la visita ad Acerra di Papa Leone XIV. Andiamo a vedere invece il Fatto Quotidiano. Il Fatto Quotidiano diciamo, sulla flottiglia sceglie di fare l'apertura con queste foto che sono anche delle foto scioccanti, i racconti degli attivisti, i balbetti di governo e Unione Europea, però diciamo, queste sono le frasi che hanno colpito il ministro israeliano che di fronte alle torture ha detto a questi attivisti: benvenuti in Israele, torture e abusi, il rientro di quasi tutti i rapiti, dicevano welcome to Israel mentre ci malmenavano e ci bruciavano con il taser. Guardate qua che veramente fanno davvero impressione queste fotografie. Andiamo a vedere invece Libero, quotidiano diciamo, di centrodestra, che se la prende invece con la sinistra perché è troppo debole sull'apertura ai migranti, i corsi per migranti, così si vota il PD. La campagna elettorale Dem a Mestre, nella scuola dove si insegna italiano ai bengalesi, cercate questo simbolo perché è il nostro partito. Quindi qua insomma entriamo nelle dinamiche della politica nazionale. Vediamo ancora il quotidiano L'Unità, eccolo qua, che anche qui sceglie di aprire con le torture della flottiglia, ma soprattutto gli attacchi a Israele, che non è una democrazia secondo il quotidiano comunista. Il governo italiano lo sa, ma ne ha paura. Sanzioni a Ben Gvir, ma non a Tel Aviv. Quindi insomma questo è il tema, nessuno vuole scontrarsi contro Netanyahu. Dello stesso tenore è anche il manifesto, liberi gli oltre 400 attivisti della flottiglia dopo la cattura e le violenze di Israele. Gaza non è stata raggiunta, ma l'Europa è stata costretta a prendere posizioni. Ora Tajani vuole sanzionare il ministro israeliano che aveva salvato appena 10 giorni fa. Quindi onda anomala, in qualche modo il manifesto dice è accolto nel segno, è arrivata a colpire diciamo, l'azione della flottiglia. L'ultimo quotidiano, vediamo il quotidiano Il Giornale, eccolo qua.
Propaganda Dem a Venezia, quindi lo stesso tenore dell'apertura di Libero, una croce sul PD, apre la scuola di voto per elettori islamici, i corsi per bengalesi, i candidati inneggiano ad Allah, a Bologna, sportello anti-islamofobia. Quindi questo è diciamo, il racconto dei quotidiani che in qualche modo sponsorizzano il centrodestra. Grazie, grazie Luca, ci ritroviamo più avanti sempre con la rassegna stampa. Adesso ci fermiamo e poi i primi ospiti della nostra mattinata qui a Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo in studio, Buongiorno Sicilia, adesso i primi ospiti come annunciato, con noi in studio c'è Alessandro Laurino, buongiorno. Grazie per essere con noi, componente della giunta dell'ANM di Catania, e buongiorno anche a Vincenzo Vacirca che è il presidente del Consiglio Notarile dei distretti di Catania e di Caltagirone. Allora, parliamo con voi, ahimè, di quello che domani l'Italia ancora una volta ricorderà e ricorderà con dolore, quella che è stata una delle ferite più forti della nostra storia repubblicana, l'attentato di Capaci. Ci saranno tante manifestazioni in tutta la Sicilia, Palermo sì, ma anche Catania. Quest'anno tra l'altro siamo particolarmente contenti perché la Marcia per la Legalità, che è organizzata dall'Associazione Città Insieme e dalla GESCI, gli Scout di Catania, partirà proprio dal piazzale antistante Piazza Verga alle 17:30. E un grazie particolare va al liceo artistico Emilio Greco che ha pitturato la Scala ed è un colpo d'occhio stupendo, e un grazie particolare va pure all'orchestra Musica Insieme di Librino. Quindi appunto vi aspettiamo tutti domani alle 17:30, verranno anche premiate le scuole del concorso che abbiamo indetto con delle mostre davvero notevoli. Ecco, volevo dire una cosa, i mafiosi quando uccisero le donne e gli uomini che proteggevano Giovanni Falcone e Paolo Borsellino commisero un errore enorme, perché crearono dei simboli e i simboli in quanto tali sono immortali, non muoiono mai. Sta a noi ricordarli, è per questo che vi aspettiamo tutti domani. Peraltro la Giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati ha intenzione di aprire il Tribunale alla cittadinanza con mostre, incontri, anche un cineforum, per costruire un mondo migliore per i nostri figli. Dottore Vacirca, con lui vorrei fare una riflessione su quello che è poi il titolo di questo pomeriggio, di questo momento in cui vi ritroverete, capaci di partecipare. Quindi è un invito a tutti ad essere presenti, a portare anche la presenza. Basta quella. Certamente, basta la presenza, è quella che noi auspichiamo. Il Consiglio Notarile è coinvolto per il 3° anno e abbiamo visto crescere la presenza, testimonianza proprio del fatto che le persone, il ricordo è ancora vivo, il ricordo di chi naturalmente ha sacrificato la propria vita, ha compiuto il massimo sacrificio, però la partecipazione significa, oltre alla partecipazione all'evento di domani, la partecipazione quotidiana a quei principi di legalità che devono connotare la vita di chiunque, di tutte le professioni. Noi naturalmente come notai ci sentiamo particolarmente vicini all'iniziativa, visto che facciamo della legalità la legalità negoziale naturalmente, il nostro pane quotidiano. Quindi speriamo che vengano quante più persone possibile, perché la manifestazione è aperta a tutti. L'invito anche stamattina lo stiamo riproponendo e abbiamo visto anche la locandina della manifestazione, che è quello di trasformare, come diceva prima il dottore Laurino, come dire, il ricordo in un momento di presenza collettiva. Ritorna questo concetto della presenza. Lei prima diceva, insomma, i simboli. Una volta che si creano dei simboli, si creano delle icone che non si possono più cancellare. I simboli da questo vengono dal nostro inconscio collettivo. I simboli non muoiono mai, sono fantastici per questo. Rappresentano i nostri valori, la nostra società.
Per questo la Giunta ha a cuore proprio l'aprire il Tribunale. Ecco, proprio volevo tornare sul fatto di aprire il Tribunale, che molto spesso viene visto come un luogo distante, Esatto. chiuso, quasi impenetrabile, no? Perché il Tribunale non si può entrare. L'apertura in qualche modo compie e smorza quasi, rende invisibile, potrebbe rendere invisibile questo muro che invece in realtà non c'è. Sì, sì, esatto. Ecco, mi pare giusta questa riflessione. Tornerei di nuovo dal dottore Vacirca, perché il fatto che siano presenti i ragazzi, i giovani del liceo artistico, che come sottolineava prima il dottore Laurino, fanno questo lavoro sulla scalinata che poi resta per un po' di tempo, per diversi mesi, sulla piazza del Tribunale. È un modo per sì, fare partecipare i ragazzi e renderli partecipi da questo punto di vista, però per fare prendere coscienza di quello che è stato. Certo, noi dobbiamo unire il passato, i simboli di cui parlava Alessandro Laurino sono importantissimi, ma poi vanno declinati al presente. Oggi i ragazzi di un liceo artistico sono il nostro futuro, ma sono anche il nostro presente, quindi abbiamo la necessità, la voglia, l'entusiasmo che quel simbolo poi che è stato piantato in passato, venga rinnovato quotidianamente. Quindi questa è una manifestazione particolarmente importante nella quale noi crediamo e tra l'altro riesce a coinvolgere, lo abbiamo visto anche negli anni scorsi, tutta la cittadinanza. Quelle immagini che poi rimarranno per parecchi mesi sulle scalinate del Tribunale, quindi del simbolo della legalità cittadina, è importantissimo. Finora abbiamo parlato dei ragazzi, ma ci sarà la partecipazione anche di moltissime personalità, non solo quella del procuratore capo della Repubblica di Catania, ma anche altre autorità che saranno con voi, che vi accompagneranno in questa marcia della legalità. Sì, sarà un'occasione appunto di spettacoli che quest'anno abbiamo preferito organizzare, diciamo, in modo più domestico, cercando tra di noi le risorse. E anche nella prospettiva poi a luglio, per la commemorazione dell'altra strage, di organizzare un altro evento al Teatro Greco di Catania, che è uno scenario eccezionale, così come abbiamo fatto l'anno scorso. Allora, prima di chiudere, purtroppo il tempo corre in una maniera impressionante. Un'altra riflessione va fatta, perché noi ricordiamo, celebriamo questa giornata, anche quella della strage di via D'Amelio, per rendere viva la memoria e per onorare anche la memoria e per instillare nei giovani il senso civico, il senso della legalità. Mi pare di poter dire che la nostra regione sempre più frequentemente mostra questo senso di ribellione, passatemi il termine fra virgolette, a quelle che erano vecchi modi di pensare, vecchi metodi di imporre un certo pensiero. Questo, fatto ogni giorno, mattone dopo mattone, ci può portare a costruire qualcosa di diverso per il futuro dei nostri ragazzi. Sicuramente, possiamo solo sottoscrivere e confermare, questo sicuramente sta avvenendo, sicuramente la Sicilia sta cambiando, ci auguriamo che cambi ancora in meglio e questa manifestazione possa proprio servire ad avvicinare il mondo della legalità a normalizzarlo, perché questa è la cosa più importante, che la legalità venga vista come la normalità. E chiudiamo proprio con questo motto, mi permetto di dire così. Grazie per essere stati con noi questa mattina ad Alessandro Laurino, che è un componente della Giunta dell'Associazione Nazionale Magistrati di Catania, grazie anche al dottore Vincenzo Vacirca, che è il presidente del Consiglio Notarile dei Distretti di Catania e di Caltagirone. Siamo comunque sempre nella provincia di Catania, ovviamente. In bocca al lupo per domani. Grazie. E adesso noi ci fermiamo, ma per pochissimo restate con noi,
perché vedo già pronto il nostro Edoardo Sergi da uno dei posti più belli della nostra città di Catania, mi riferisco ovviamente alla spiaggia nera di San Giovanni Licuti. Con lui c'è anche l'assessore che vedremo fra pochissimo, Andrea Guzzardi, lo stiamo vedendo, lo salutiamo, ma fra poco torno da voi per parlare di quello che sta succedendo in queste ore proprio nella spiaggetta di San Giovanni Licuti. Fra poco a Buongiorno Sicilia, ma pochissimo, restate insieme a noi. Devi sapere che i funghi Pleurotus, questi di qui, trattati con aglio, prezzemolo e un po' della loro acquetta, hanno un sapore quasi come se fossero vongole. Ah, precise per proprio. Cui facciamo un falso ragù. Cioè, stavo pensando la stessa cosa, diciamo, guarda queste vongole fresche, di acitrezza. Dove le pescate? Ecco, facciamo questo lavoro qua. Sono quelle dell'Argentina? No, sì, esatto. Quelle... Guarda, si stanno schiudendo. Dobbiamo tenere l'acqua da parte, giusto? Ah, hai tolto la rete? Sì. Quelle dentro la cozza? Sono già... La cosa, come si chiama? Il muschietto? Il muschietto, che cos'è il muschietto? Metto? Io? Vai. Ecco. Metti così, magari dentro la padella. Che scappano, sono vive. Allora, quindi... L'hai assaggiata? Andiamo avanti, ma hai messo un altro po' di sale per caso? No, l'ho lasciato come... Basta, la pasta devo condire. Com'è? Cai. C'è un pezzo di conchiglia di dentro. Cioè, ma è normale? È normale? A questo punto... Simpaticissimi davvero la nostra Desiree, chiaramente Totino. Adesso andiamo a San Giovanni Licuti, eccoci qua. Buongiorno Edoardo, prima vi abbiamo chiaramente intraviste, adesso grazie per questo collegamento a te e anche all'assessore Guzzardi, che è assessore al mare al comune di Catania. Veniamo da voi. Esatto Angelo, perché ci sono i lavori sono in corso già di prima mattina e questa è un'ottima cosa. Ora chiedo al nostro cateno Iudica di inquadrare, perché stiamo vedendo il solarium che è quasi pronto, poi chiederemo all'assessore quando sarà pronto, le ruspe che stanno spianando la spiaggetta nera di San Giovanni Licuti e poi anche la messa in sicurezza del molo. Assessore, sono stati stanziati dei fondi da parte del comune, insomma qual è lo stato dell'arte, perché stiamo avendo una piattaforma già quasi pronta in tempi quasi record. Sì, intanto buongiorno e grazie per l'invito. Per quanto riguarda, sono tre tipi di interventi diversi. Il solarium è un tipo di intervento gestito dalle politiche del mare, quindi dal mio assessorato, e penso che è questione di una settimana e verrà completato e ultimato per dare la possibilità poi dalla prima settimana di giugno di poter essere usufruito da tutti i catanesi, turisti, ma soprattutto le persone che hanno delle disabilità, perché questo è quello adeguato anche alle persone speciali che hanno delle problematiche, possono avere delle problematiche per poter scendere a mare. Abbiamo poi, in collaborazione con l'ufficio manutenzioni del Comune di Catania, dato la possibilità quest'anno di poter, diciamo, rivivere un po' quello che era la spiaggetta di un tempo, grazie anche al, diciamo, per colpa, non grazie al ciclone Henry, perché aveva totalmente reso inutilizzabile anche la discesa per entrare al solarium, e quindi abbiamo, diciamo, spostato quelli che erano i massi che negli anni erano finiti proprio quasi vicino alla careggiata di San Giovanni Licuti, e li abbiamo riportati verso il mare cercando di ricreare un po' quella era la spiaggetta, però senza far perdere la naturalità del luogo. Insomma, ricordiamo, no, le estati così di inizio anni 2000, ricordo ero bambino e c'era questa spiaggetta nera stupenda, però assessore le chiedo, insomma, i catanesi quest'anno potranno andare a mare non solo qui alla Scogliera, ovviamente nella parte del lungomare, ma anche alla playa, perché ci sono le tre solite spiagge libere, e anche là qual è lo stato dell'arte della sistemazione? Partiremo entro il 1° giugno? Sì, anche lì abbiamo proprio da questa settimana iniziato la vaiatura e la polizia di tutte le spiagge, e inizieranno proprio in questa settimana anche i lavori
del montaggio dei manufatti. Da quest'anno, a differenza di altri anni, tutto il montaggio, la responsabilità sul montaggio ma anche sulla manutenzione dei manufatti è responsabilità del Comune, quindi noi lavoreremo incessantemente tutto l'anno affinché tutto vada bene e affinché anche i manufatti siano perfetti a norma senza avere alcun problema di tipo diciamo, di manutenzioni. Quindi da questo punto di vista saremo noi responsabili, ci prendiamo tutte le responsabilità, ma anche spereremo e pensiamo proprio di fare le cose in ordine entro la prima settimana di giugno. Allora le chiedo, perché tanti catanesi appunto chiedono di farsi il bagno nella parte bellissima del nostro litorale roccioso, però quest'anno stiamo vedendo questo solarium e non stiamo vedendo gli altri, cioè quello di Piazza Europa che appunto si dovrebbe trovare dietro di noi e quello del Nautico. Ci spiega lei perché? Ci sono delle motivazioni e già penso che state lavorando per l'estate prossima. Sì, già stiamo lavorando per l'estate prossima perché i progetti, a differenza degli anni passati, noi erano già validati anche dal Genio Civile, quindi che era un passaggio per noi fondamentale. Purtroppo il ciclone, soprattutto in quello che era quello più grande, quello di Ognina, il famoso solarium del Nautico, ha portato diciamo, a non poter proseguire in questo iter di installazione del solarium perché abbiamo scoperto, abbiamo potuto constatare che vi era un dislivello tra l'ingresso in acqua e il fondale di 5-6 metri di profondità, che già negli anni passati era 1,5 metri, 2 ed era un problema per chi andava a fare il bagno. 6 metri di profondità dall'ultimo scalino era un serio problema anche di appoggio delle passerelle e delle scale sul fondale, quindi per problemi strutturali a causa del ciclone, che sembra che in quel punto non abbia causato i danni, ma i danni li ha onestamente veramente causati, non abbiamo potuto poter costruire il solarium e portare l'iter avanti sarebbe stato creare un solarium ad agosto e non aveva secondo noi senso spendere questi soldi per aprire un solarium ad agosto. Angelo. Sì, Edoardo, volevo chiedere all'assessore diciamo, questi lavori in corso a San Giovanni Licuti, che certamente restituiscono diciamo, come dire, la spiaggia alla città, rientra in un programma complessivo dell'amministrazione comunale di diciamo, riattivare il rapporto tra la città e proprio gli affacci al mare. È una delle opere, è una diciamo, delle aperture verso il mare a cui lavorerete come amministrazione. Sì, questo è il nostro intento, già il sindaco da sempre ha questa idea di tornare, far restituire diciamo, parte importante di mare ai catanesi, stiamo facendo qui restituendo una più ampia spiaggetta all'interno di San Giovanni Licuti, lo faremo in altri punti anche alla playa e sicuramente tramite la definizione anche di quello che è il PUDM, che è il piano del demanio marittimo, restituiremo molte più parti, le lasceremo libere, comunali, per restituirle proprio ai cittadini della città di Catania. Anche perché è vero, Assessore, che effettivamente i luoghi dove potersi fare il bagno in estate sono pochi a Catania, soprattutto nel litorale roccioso. Allora le chiedo, con i divieti di balneazione, a che punto siamo? Perché insomma è un argomento anche questo che ogni anno si ripete e non è di facile comprensione. Ovviamente parliamo di Catania, non di quello che succede a Cicastello, che è un'altra amministrazione, ma a Catania cosa sta accadendo? Allora, i divieti di balneazione già sono stati comunicati, già sono stati installati dall'amministrazione comunale, dagli impiegati addetti per questo servizio. Diciamo che, come ho detto sempre e lo ripeto, i divieti di balneazione non sono un'attività che svolge il Comune di Catania diciamo su una propria iniziativa, ma noi facciamo nostre quelle che sono le direttive regionali e quindi diciamo su indicazione della Regione e degli uffici competenti della Regione e ASP ci indicano quali sono anche le coordinate in cui installare. Noi diciamo siamo quelli che installiamo il cartello, ma non siamo noi a decidere le coordinate in cui installarlo. Naturalmente non sono tutti, questa è una cosa che secondo me va detta, che tutti i divieti di balneazione non sono perché il mare è sporco, ma ci sono moltissimi divieti di balneazione che sono per motivi di sicurezza. Quello di San Giovanni Licuti, ad esempio, che viene installato ogni anno in prossimità del molo, non è perché là l'acqua non è pulita, ma è solo e esclusivamente perché all'ingresso e degli sbocchi, all'ingresso e all'uscita di un porto, vi è dei metri di sicurezza per cui non si può fare, la balneazione è vietata. E così in tanti altri posti all'uscita di un torrente, sono tante le motivazioni che portano a un divieto di balneazione. Insomma, questa precisazione è doverosa. L'ultima che le faccio: il sindaco ha parlato di restituire ai catanesi che chiedono più affacci al mare, come appunto detto lei, la spiaggetta del Caito.
Ora si parla di un interramento, ovviamente è una cosa abbastanza lunga, della linea ferroviaria. Lei ci sa dire qualcos'altro, perché insomma quella è una zona di mare effettivamente poco utilizzata, in cui ora c'è anche la polemica del porto che probabilmente verrà ampliato. Ci vuole dire qualcosa a proposito di questo? Perché, ripeto, siamo qui vicino e la spiaggetta insomma effettivamente si è formata dopo questo ciclone Harry, ma non si può usufruire da parte dei catanesi, sostanzialmente è quello perché ci sono i binari. Io penso che intanto il ciclone Harry ha fatto tanti danni, però ci ha anche restituito alcune parti della città che noi non conoscevamo. Proprio qui a circa 200 metri è uscito fuori una spiaggetta che forse chi prima di noi conosceva, perché da tanti anni poteva essere utilizzata, poi è scomparsa da interventi futuri, però quello che io penso è che sicuramente molti luoghi potranno essere rivisti e rivalutati dalla città di Catania. Non vuol dire che l'amministrazione interverrà per rendere spazi pubblici, ma sicuramente una spiaggetta come quella che è uscita da qui dal ciclone Harry a 200 metri potrebbe essere riutilizzata da tutti i catanesi per farsi un bagno, diciamo, in modo più semplice. Angelo. Sì, appena un minuto prima di chiudere, l'assessore Guzzardi, le chiedo, magari non è esattamente la sua specifica delega, ma quando i catanesi si potranno riappropriare in maniera completa del lungomare, in considerato proprio dei grandi danni che ci sono stati dovuti purtroppo al ciclone Harry? So che ci sono tanti lavori in corso, si sta lavorando, però certamente il fatto che non si possa godere del lungomare appieno, perché sappiamo che non è soltanto un luogo di passeggio, attenzione, il lungomare, certo c'è molta curiosità da questo punto di vista. Intanto, prima di far rispondere all'assessore, io stamattina ho visto Piazza Nettuno di nuovo aperta, anche se molti catanesi già, diciamo, scavalcavano quelle che erano le barriere. Sì, diciamo che c'è un'attenzione particolare soprattutto dal sindaco, che sta seguendo lui in prima linea tutta questa vicenda che riguarda appunto il lungomare. Diciamo che il ciclone Harry c'entra, ma in parte, perché comunque lì dovevano già iniziare dei lavori di rifacimento sull'asse che porta da piazza Nettuno fino a piazza Mancini di Battaglia, quindi diciamo che per diversi mesi questo, diciamo, che creerà sicuramente dei disagi, però lo si sta facendo perché penso che fra qualche mese godremo di un qualcosa di veramente bello in città, che è una riqualificazione di quell'area che lascerà, diciamo, tutti quanti dal punto di vista positivo diciamo, scioccati. Oh, Angelo, insomma, i catanesi vogliono questo e l'assessore ha risposto alla grande. Magari ci sarà anche Ognina, no? Con un affaccio sul mare, si parla proprio di quel ponte. Angelo, a te. Grazie, allora buon lavoro intanto ovviamente all'assessore Guzzardi, buon rientro al nostro Edoardo Sergi, con lui c'è stato anche Gaetano Iudica questa mattina per consentire questo collegamento. Una buona giornata ancora, ci dobbiamo fermare per pochissimo, poi torneremo di nuovo insieme per andare a sentire invece la nostra Barbarino, la nostra Veronica da Ragusa, per parlare della giornata nazionale delle dimore storiche, fra pochissimo. Allora, eccoci di nuovo in studio per un breve passaggio, nel senso che adesso andiamo in esterno ancora una volta, andiamo a Ragusa da Veronica Barbarino, parliamo della giornata nazionale delle dimore storiche, con lei c'è un ospite, c'è Venera Bruno Statella di Spacco Forno. Allora, buongiorno, ci spiegate che cos'è questa iniziativa che non è nuova, assolutamente si ripete ogni anno? Buongiorno Angelo, intanto, buongiorno, sì, siamo con il nostro ospite, la presidente regionale dell'Associazione Dimore Storiche Italiane, e sì, domenica 24 maggio, una volta l'anno, sarà possibile visitare le dimore storiche gratuitamente, e in Sicilia quest'anno ce n'è ben 10 da far visitare a tutti i curiosi. Il tema della giornata 2026 è custodi di futuro, un patrimonio vivo per un valore condiviso. Che cosa significa e qual è il messaggio che si vuole mandare?
Intanto buongiorno a tutti voi e tutti gli amici telespettatori che ci stanno seguendo. Sì, quest'anno diciamo che l'evento delle dimore storiche non sarà soltanto un evento culturale, ma sarà un vero e proprio momento di consapevolezza collettiva che proprio per sottolineare il valore profondo che hanno le nostre dimore storiche nel nostro paese, che sono dei veri e propri pilastri, dei baluardi identitari diffusi all'interno di tutto il nostro territorio. In un mondo diciamo di globalizzazione, riproducibilità, omologazione, le dimore storiche oggi rappresentano il nostro DNA, la parte più vera, quella che è irriproducibile e ci rende unici. Quindi è importante attraverso la giornata delle dimore storiche sottolineare il valore pubblico e sociale che le dimore storiche hanno. Infatti le dimore storiche generano sicuramente economia, creano posti di lavoro, sono promotori di un turismo di qualità, aprono opportunità e danno luce ai piccoli borghi, alle zone rurali, e questo diciamo che è poi il nostro leitmotiv principale di quest'anno. Inoltre non dimentichiamo che quindi dando possibilità anche di lavoro e di occupazione a molti giovani che potrebbero ritrovarsi oggi comodamente nelle proprie case anziché migrare all'estero. Dall'altro non dimentichiamoci anche che le dimore storiche sono il più grosso contenitore di quella che è l'espressione artistica, architettonica e artigianale del nostro paese, e questo è un dettaglio molto importante, perché in un mondo in cui oggi vuole sostituire l'uomo con la macchina, abbiamo notato che i giovani stanno ritornando ad avere una sensibilità accentuata verso interesse di arti e mestieri che in questo momento sembrano sparire e che grazie alle dimore storiche ancora permangono. E poi raccontano una storia. Le dimore storiche di fatto raccontano non solo la storia delle nostre famiglie, perché questo diciamo è un po' la base, ma di fatto raccontano la storia della comunità, della collettività. Io dico sempre che quando si parla delle dimore storiche, oltre a raccontare la nostra storia, poiché chi ha creato materialmente e costruito le nostre dimore sono artigiani, sono stati scalpellini, questi a loro volta hanno un'eredità familiare che molto spesso sono proprio vicini, continuano a vivere ancora vicini a noi nella nostra collettività, quindi l'interesse non è soltanto nostro in qualità di proprietari, ma è di interesse di tutta la comunità, perché è un orgoglio della comunità e della gente che ci vive intorno. Veronica, Sì. ti chiedo scusa, ma è chiaro che è un'occasione importante quella di poter ammirare quelli che sono diciamo, degli autentici gioielli che non sempre sono visibili, non sono aperti a tutti, però c'è anche diciamo, il tema della tutela di quello che è certamente un patrimonio, tutela, manutenzione e anche questa trasmissione di un patrimonio storico alle future generazioni in ogni caso. Sì, ha detto bene, in realtà la tutela di questi beni avviene, come tutti un po' possono immaginare, con grandi sacrifici da parte di noi proprietari, che solitamente è un sacrificio che non tutti si rendono conto, ed è per questo che insomma la giornata nazionale serve anche a raccontare la parte diciamo meno amena del vivere all'interno di una dimora storica. Io dico spesso che le dimore storiche, per chi le abita, sono un po' come si diceva una volta per Versailles, delle gabbie d'oro. Nessuno a volte ci pensa, ma questo è. Quest'anno in particolare stiamo facendo un'apertura per me straordinaria, che è anche rappresentativa di questa tutela e di questo patrimonio che deve essere conservato, che è quello di Palazzo Sortino Trono, perché rappresenta l'emblema anche di questa sinergia tra pubblico e privato che stiamo guardando in questo momento, che è fondamentale, perché nessuno da solo è capace di poter mantenere la responsabilità di gioielli così importanti radicati nel nostro territorio.
Ecco, saranno 10, abbiamo detto domenica, i luoghi visitabili in tutta la Sicilia, li vogliamo nominare, poi 4 facendo un focus sulla provincia di Ragusa. Allora, sono orgogliosissima dell'apertura che avverrà a Menfi, sempre per ritornare al discorso di prima, che queste sono delle attività che speriamo portino sempre più luce in posti che solitamente sono poco battuti, quindi Menfi abbiamo Villa Vittoria, ad Alcamo Marina abbiamo la tonnara di Magazzinazzi, poi a Catania abbiamo Parco Paternò del Toscano, perché da noi non si parla soltanto di dimore storiche ma anche di giardini storici, parchi e giardini storici. Abbiamo Etna Urban Winery sempre a Sant'Agata di Battiati, abbiamo aperto a Ragusa, e in realtà questi 4 dimore, che sono appunto Palazzo Sortino Trono, che abbiamo visto prima a Ragusa Ibla, Palazzo Arezzo di Donna Fugata al corso 25 aprile sempre a Ragusa Ibla, e Palazzo Antoci che abbiamo a via Giacomo Matteotti sempre a Ragusa Superiore. Poi abbiamo aperto a Siracusa il Castello del Solacium e a Carlentini Palazzo Matarazzo. Quindi c'è tantissima scelta da qualsiasi parte della Sicilia. Quest'anno diciamo che abbiamo cercato di essere quanto più capillari possibili con la nostra presenza all'interno della Sicilia. Speriamo di fare sempre meglio. Beh, già è un bel traguardo. Assolutamente sì, per noi, per la storia diciamo della sezione, è assolutamente una grande vittoria. Allora, siamo quasi in chiusura, ricordiamo l'appuntamento, possiamo dare degli orari a proposito di domenica, perché sappiamo l'appuntamento è il 24 domenica, ma quando? A che ora? Allora, gli orari sono diversi perché lasciamo la disponibilità ai nostri proprietari di casa. Tendenzialmente ci sono orari che incominciano nella mattina dalle 10 o alle 11 fino alle 13:30 con una pausa pranzo, e poi solitamente si inizia verso le 15-16 fino anche alle 19. Quindi, e insomma, sarà la chiusura poi a completamento della giornata nazionale. Quindi basta recarsi nel luogo scelto, magari appunto si va a vedere la mappa sul sito dimorestoricheitaliane.it, sezione Sicilia, e lì troverete tutte le varie schede compilate delle varie dimore che parteciperanno. E gratuitamente si potranno visitare e ascoltare le storie di queste bellissime dimore. Grazie Veronica per essere stata con noi questa mattina, grazie anche alla tua ospite Venera Bruno Statella di Spaccaforno, che è la presidente, lo ricordiamo, dell'Associazione Dimore Storiche di Sicilia. Bene, grazie e buon fine settimana. Ci sarà tanto da lavorare evidentemente per i proprietari che metteranno a disposizione queste dimore storiche. Adesso è il momento di voltare ancora pagina, come avviene sempre intorno a quest'ora, perché c'è con noi Marco Amato. Parte subito la sigla per l'oroscopo. Siamo nel fine settimana, Marco, siamo arrivati a venerdì e allora è il momento di farci dire dalle stelle che cosa ci attende nel fine settimana. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Beh sì, questo weekend è decisamente pieno di eventi zodiacali. Bene, inizio subito col dirvi che Venere inizia una quadratura con Nettuno che la confonde un po'. Venere in Cancro per ora, quindi beati segni d'acqua, sicuramente il Cancro, lo Scorpione e i Pesci. La quadratura di Nettuno però tende a rendere caotico e a confondere un po' il sentimento. Qualcuno ha bisogno di sicurezze. Inoltre Giove rimane un po' isolato e la Luna compie una serie di passaggi molto importanti. Vediamo cosa succede nello zodiaco. Per gli Ariete, che hanno un cielo dominato per ora da Saturno e da Nettuno, appunto, c'è sicuramente un'ottima affermazione lavorativa, c'è una soddisfazione che vi porta a questo fine settimana con tante aspettative affettive. Forse vi sentirete un po' delusi sabato, mentre invece domenica ci sarà una grande affermazione e delle grandi sicurezze affettive, e finalmente si scioglie
arcani per voi Ariete nella vostra vita sentimentale. Toro, il vostro invece è un cielo dominato da Marte per adesso, che vi dà sia energia, ma più bello ancora è il rapporto con la bella Venere. Marte e Venere sono gli amanti mitologici per eccellenza, quindi un Toro che recupera assolutamente in questo weekend una forza affettiva notevole. La Luna domenica sarà in Vergine ed è meravigliosa questa giornata per voi. Gemelli, il vostro è un cielo dominato da Sole, da Urano e da Mercurio, c'è un affollamento planetario da voi. E quello che comporta il passaggio della Luna oggi e domani è molto positivo, perché parla di incontri e di affermazioni. Quando invece domenica la Luna sarà in Vergine, dovrete fermarvi un po' a riflettere, perché la quadratura della Luna esigerà di capire perché ci sono delle incomprensioni e un certo nervosismo. Il Cancro, che ha la bella Venere nei suoi gradi, ma anche un Giove silenzioso per ora, quindi nulla di eclatante, ma occorre che voi facciate un'analisi introspettiva molto forte sulle passioni. Domenica la Luna sarà amica di Venere, per cui ci sarà un recupero di centratura. Anche una buona notizia in famiglia. Leone, la Luna oggi e domani sarà nei vostri gradi, è una Luna che vi porta tanto, perché vi connette a Saturno e a Nettuno, quindi voi sciogliete invece i dubbi e vi affermate sempre più da un punto di vista pratico. Domenica invece dovrete avere una salda visione delle cose, soprattutto per quello che riguarda figli e famiglia. Vergine è un segno zodiacale che per adesso sta risalendo tantissimo. Questo weekend inizia veramente molto bene. Oggi e domani sono 2 giornate molto emotive, molto intuitive, fate un po' di magia. La Luna, quando domenica trionferà nei gradi della Vergine, ebbene, sarà la giornata in cui sarete i protagonisti di tutto. Bilancia, per voi invece, che vi sentite un po' trascurati da una Venere in quadratura e anche da un Saturno che non vi lascia molto spazio, questo fine settimana, oggi e domani, avrete l'assistenza di tante persone, amici, anche del partner. Domenica occorrerà però essere un pochino più calmi, anche se un velo di malinconia vi attraverserà. Scorpione, per voi è una giornata oggi molto movimentata e domani anche di più. Domenica invece è tutto molto più sereno e soprattutto vedrete molte persone, potrete stare in compagnia anche del partner. Sagittario, per voi invece le opposizioni di Urano e Mercurio questo fine settimana determinano un po' di freno. Dovrete cercare di centrare meglio l'obiettivo. La Luna sarà molto critica invece domenica. Capricorno, ottimo weekend per voi, ma è domenica che vede il trionfo con una stupenda Luna in quadratura, e qui i sentimenti hanno veramente la loro parte di totalizzazione, per cui un Capricorno che riesce a prendere anche delle decisioni importanti per il futuro. Di futuro con l'Acquario, è sempre a geometria variabile. L'Acquario oggi e domani ha la Luna storta, mentre invece quando domenica sarà in Vergine i sentimenti tornano calmi e le pulsioni si fanno molto più serene. Pesci, per voi oggi e domani sono ottimi. Domenica la Luna sarà in opposizione e la quadratura di Nettuno e Venere dovrà chiarire alcuni rapporti importanti per essere più sereni. E detto questo, auguro a tutti uno splendido weekend. Ciao Angelo, ci rivediamo la settimana prossima e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buon fine settimana anche a te. Adesso dalle previsioni, astrali, andiamo a vedere invece quelli che sono gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Sicilia con Weekend in Sicilia. Weekend in Sicilia, tutto il meglio degli eventi da non perdere. All'Orto Botanico di Palermo, da venerdì 22 a domenica 24 maggio, torna Zagara di Primavera, la mostra mercato dedicata al florovivaismo, al giardinaggio e alle piante rare. L'edizione 2026 è la 30ª e porta nel cuore dell'Orto Botanico espositori, collezionisti e appassionati del verde. Geraci Siculo, sulle Madonie, celebra da venerdì 22 a domenica 24 maggio la festa della transumanza.
3 giorni dedicati alla montagna, alla civiltà pastorale, alle visite guidate, alle degustazioni e alla tradizionale abbivirata, uno dei momenti più identitari legati alla cultura rurale del territorio. Sabato 23 e domenica 24 maggio si chiude Borghi dei Tesori Fest, il festival diffuso che dal 9 al 24 maggio porta visite, passeggiate ed esperienze in 25 piccoli comuni siciliani. Un itinerario tra centri storici, chiese, castelli, botteghe, siti naturali e racconti di comunità. A Messina domenica 24 maggio torna il Messina Vinyl Fest al Sunset di Mortelle dalle 11 alle 20. L'evento riunisce musica, vinili, market, arte e artigianato in una cornice sul mare, pensata per collezionisti, appassionati e curiosi. A Palermo da sabato 23 maggio al 7 giugno apre la Fiera Campionaria del Mediterraneo. In programma oltre 600 espositori, spazi dedicati al food, alla musica e alle attività commerciali, in uno degli appuntamenti fieristici più conosciuti della città. E anche per questo fine settimana è tutto. Vi auguriamo un buon weekend. E siamo in chiusura, torniamo di nuovo da Luca Ciriberti per i quotidiani, immaginiamo con una curiosità finale. Sì, un paio di curiosità, diciamo. Una che riguarda il nostro Pietangelo Buttafuoco, finalmente sembra pace fatta con il ministro Giuli, ieri il ministro è andato alla Biennale, qui la foto insieme, dopo insomma se ne sono dette di tutti i colori diciamo, sulle posizioni di Buttafuoco, quindi la pace Giuli Buttafuoco, il ministro cita Aristotele, è un amico, ma la verità di più, quindi la visita alla Biennale. E poi una curiosità, perché in questi giorni si dibatte molto, si cerca di capire la dinamica di questi sub morti alle Maldive, lo vediamo anche in questo schemino, sembra insomma dalle ricostruzioni, adesso man mano i sub, le salme arriveranno in Italia, però questa è la ricostruzione della grotta, a 50 metri sembra che i sub si siano infilati, eccolo qua, in questo cunicolo e poi non siano più riusciti a tornare indietro, vedete, anzi leviamo anche il colore, vedete quanto è stretto il passaggio, il corridoio di collegamento, quindi poi da questa camera sarebbero dovuti riuscire, evidentemente capiremo più avanti quali sono le motivazioni, probabilmente si dice che la sabbia abbia chiuso, diciamo abbia così bloccato la visuale dell'uscita. Insomma è una storia veramente incredibile questa, diciamo tutta Italia si interroga e cerca di capire la ricostruzione di questa tragedia. A te Angelo. Grazie Luca, ci fermiamo qui per questa settimana con Buongiorno Sicilia, che torna puntuale lunedì mattina alle 8 con il nostro direttore, con Michele Cucuzza, ma intanto dobbiamo ringraziare chi anche oggi è stato accanto a noi in regia, Massimo Ceravolo, Graziano Picone e Ottavio Longo per l'audio quest'ultimo, e poi in esterna con Edoardo Sergi c'è stato anche Gaetano Iudica, redazione Simona Mazzone, grazie anche a Carla Previtera che assieme a Edoardo Sergi ci forniscono praticamente gli ospiti e non solo, tutte le curiosità che ogni giorno vedete a Buongiorno Sicilia, i collegamenti. Noi ci vediamo, come detto, a partire da lunedì sempre alle 8 con Buongiorno Sicilia. A tutti una buona giornata.